Ben ritrovati dalla redazione del TG10 per questa nuova edizione del nostro TG che, come ormai state vedendo da giorni, ha un solo titolo e che apriamo come di consueto nell'edizione della sera con il bollettino della Regione Calabria sul coronavirus. I casi purtroppo sono in aumento, 60 in più. La buona notizia è che c'è un guarito, la cattiva è che c'è un decesso, il primo a Reggio. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 581 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 60, quelle negative 521. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 6 in reparto, 1 in rianimazione, 2 in isolamento domiciliare; Cosenza 9 in reparto, 2 in rianimazione, 4 in isolamento domiciliare; Reggio Calabria 5 in reparto, 1 in rianimazione, 11 in isolamento domiciliare, un guarito; a Vibo Valentia 3 in isolamento domiciliare, Crotone 2 in reparto, 13 in isolamento domiciliare. I soggetti in quarantena volontaria sono 4.706, così distribuiti: a Cosenza 1.999, Crotone 239, Catanzaro 464, Vibo Valentia 404, Reggio Calabria 1.600. Le persone giunte in Calabria negli ultimi 14 giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 6.302. Ai dati forniti oggi dalla Protezione Civile Nazionale va aggiunta una persona deceduta a Reggio, risultata positiva al test coronavirus dopo il decesso. E lo avete sentito anche nel bollettino della Regione Calabria che fa riferimento alla persona deceduta nell'ospedale di Melito Portosalvo, risultata positiva al coronavirus dopo la morte. L'uomo, un 65enne, nei giorni scorsi lamentava febbre alta e problemi respiratori. Vediamo. Aveva 64 anni ed è morto per un infarto, ma al test per il coronavirus è risultato positivo. Un dramma terribile con effetti irreversibili, quello che si è consumato a Montebello Ionico, piccolo centro dell'Interland di Melito Portosalvo, paesone alle porte di Reggio Calabria sulla costa ionica. Protagonista un dipendente comunale, ma anche impegnato in attività di volontariato e ministro straordinario nella parrocchia dei Santi Cosma e Damiano a Montebello, quindi una persona molto nota. Da giorni stava male, aveva avuto anche la febbre alta e lamentava un'insufficienza respiratoria. In poco tempo, e a tal proposito si dovrà capire il perché, le condizioni sono peggiorate drasticamente, tanto che l'uomo è stato accompagnato, pare ieri sera, circostanza che evidentemente riportiamo con un condizionale, all'ospedale Tiberio Evoli di Melito. Ora sulle condizioni in cui versava ci sono notizie contrastanti. Si dice che in ospedale sia arrivato in fin di vita e che poi sia stato colto da infarto. Circostanza da verificare anche se nei giorni scorsi l'uomo fosse stato visitato senza essere sottoposto a tampone. Particolari che saranno approfonditi nelle prossime ore. Tuttavia, vista la gravità della situazione, i sanitari del Tiberio Evoli hanno effettuato, dopo il decesso, lo ribadiamo, il test per Covid-19 che è risultato positivo. Intanto ci sono dei provvedimenti di igiene e profilassi da assumere in queste ore. L'ospedale di Melito è blindato, lo stesso gli uffici comunali di Montebello Ionico. Ulteriori sviluppi certamente ci saranno da qui a domani mattina. E all'annunziata di Cosenza è stato somministrato
su 6 pazienti affetti da coronavirus e in condizioni definite dai sanitari serie. Il farmaco utilizzato per l'artrite reumatoide che sta dando buoni risultati. Il Tomicillab, questo è il nome del farmaco, era già in possesso della farmacia dell'azienda ospedaliera. Il farmaco messo a disposizione gratuitamente dalla casa farmaceutica Roche sarà disponibile, secondo quanto reso noto dalla Regione, per tutti gli ospedali. E ci sono misure sempre più restrittive per fermare la marcia del virus, stop ai treni notturni, chiusura dei cimiteri a Catanzaro, stop alle visite dei parenti, ai pazienti dell'Annunziata a Cosenza. Intanto i sindaci chiedono più controlli e si rivolgono alle procure. Vediamo. Sospesi i treni notturni fino al 25 marzo il provvedimento del governo per contrastare l'emergenza coronavirus a tutela, dice la ministra dei trasporti Paola De Micheli, dei viaggiatori e dei dipendenti delle imprese ferroviarie. Nel provvedimento non è prevista alcuna limitazione per il servizio di trasporto merci e di carattere emergenziale. Limitazione negli spostamenti è la parola d'ordine del governo e delle istituzioni locali e sanitarie. A Catanzaro il sindaco Abramo ha deciso di chiudere da oggi i cimiteri fino a data da destinarsi. Saranno garantiti, si fa sapere dal Palazzo di Città, solo i servizi essenziali come tumulazioni ed estumulazione delle salme. A Cosenza l'azienda ospedaliera, come vedete dall'avviso, ha vietato l'accesso a familiari e visitatori, predisponendo un servizio telefonico quotidiano per aggiornare sulle condizioni dei pazienti ricoverati nella struttura sanitaria. Infine, un cospicuo numero di primi cittadini della provincia Abruzia hanno presentato un esposto alle procure di Cosenza, Paola e Castrovillari per chiedere l'applicazione dell'articolo 438 del Codice Penale che tutela la salute pubblica. I sindaci auspicano che i tribunali attivino controlli rigorosissimi. È scritto proprio così sull'esposto, sulle strade e nelle stazioni. Chiesti provvedimenti drastici come la sospensione del traffico ferroviario e autostradale con presidio delle forze dell'ordine. Evitare la mobilità, gli assembramenti è l'unico modo per fermare la marcia del virus. Drastico piano di riorganizzazione in base alla contrazione dei voli. L'ENAC decide la chiusura di alcuni scali mantenendo l'operatività solo di un aeroporto per regione. Vediamo. Limitazione del sistema aeroportuale italiano, lo ha disposto l'ENAC che in applicazione al decreto ministeriale del 12 marzo a seguito dell'emergenza Covid-19 e con il placet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha deciso che 18 saranno gli scali aeroportuali, fra cui quello lametino, che potranno essere operativi solo per voli di Stato, trasporti organici, Canadair e servizi emergenziali. Da oggi Orio al Serio, Verona, Firenze, Roma Ciampino, Reggio Calabria, Brindisi, Trieste e Treviso limiteranno la propria operatività ad eccezione di Milano Linate che inizierà lo stop temporaneo da lunedì 16 marzo. In tutti gli aeroporti, fa sapere l'ENAC, verranno comunque garantite alcune attività fra cui le esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato, di enti di Stato, di emergenza sanitaria o di altro tipo e anche gli aeroporti di sola aviazione privata dovranno limitare la propria attività a partire da oggi. Stop all'esodo verso il sud Italia che ha creato nuova preoccupazione in queste ore in Calabria. I numeri, lo abbiamo visto, della positività in aumento e la provenienza da parte di soggetti dalle aree più a rischio non aiuta. La Presidente della Regione Iole Santelli dichiara di essere impegnata nell'azione di controllo del territorio. Tra l'altro nel pomeriggio la governatrice calabrese ha emanato una nuova ordinanza, in sostanza dice stop ai parchi, la chiusura dei parchi e poi l'obbligo di comunicare chi arriva in Calabria. Vediamo.
Allarme esodo dal nord Italia, i treni anche in questo weekend sono stati presi d'assalto, soprattutto nella stazione di Milano Centrale, diretti in Sicilia ed in Puglia, ma la governatrice Jole Santelli vuole tranquillizzare i calabresi. Ho sentito il prefetto di Catanzaro, ha detto, che mi ha rassicurata sulla rete dei controlli che saranno capillari ai fini della prevenzione del contagio. A coloro che in queste ore hanno fatto ritorno, raccomanda la Santelli, di rispettare il periodo di quarantena e di comunicare immediatamente la propria presenza in Calabria alle autorità sanitarie locali attraverso il sito emergenzacovid.regione.calabria.it. Ma a scrivere al prefetto di Cosenza Cinzia Guercio in queste ore sono anche i sindaci dei comuni del Tirreno Cosentino, che chiedono di controllare e bloccare eventuali spostamenti verso la nostra regione con presidi di forze dell'ordine agli ingressi sia lato nord che lato sud della 2 autostrada del Mediterraneo e della strada statale 18 Tirrenia Inferiore. L'obiettivo, spiegano i sindaci, è quello di scongiurare un possibile incremento delle presenze che nell'attuale emergenza sanitaria rappresenterebbe un grave rischio per la salute pubblica. E c'è un appello in queste ore che arriva proprio da Palazzo Chigi. Va fatto uno sforzo in più da parte di tutti, anche da parte di chi lavora o studia in un'altra regione diversa dal luogo dove ha la propria famiglia o la residenza. L'appello è: non si sposti, se si vuole davvero bene ai propri cari e per il bene di tutti vanno evitati questi viaggi. L'appello, appunto, lo ripetiamo, è di Palazzo Chigi proprio per contrastare l'emergenza coronavirus e nell'ambito di interventi volti alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza. Il Ministero dei Trasporti ha disposto, così come vi abbiamo riferito, il blocco dei treni notturni proprio a partire da stasera. Quindi linea dura anche da parte dei sindaci, controlli rigorosi a Vibo, la conferma questa linea proprio il primo cittadino, la dottoressa Limardo, intervistata dalla collega Isabella Roccamo. Vediamo. Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, è il primo cittadino in Calabria che ha deciso di denunciare quei cittadini scesi dalla zona rossa risultati positivi al coronavirus. Noi siamo collegati proprio con il sindaco Limardo. Allora una decisione importante, molto forte, sindaco. Sì, certamente è una decisione importante e molto forte, come giustamente dice lei, perché abbiamo letto nelle disposizioni ministeriali, violare le regole del governo sulla limitazione degli spostamenti e sulla limitazione dei contatti sociali per l'emergenza coronavirus costituisce reato. E chiunque ne venga a conoscenza, essendo pubblico ufficiale, ha ovviamente il dovere della segnalazione all'autorità. Fermo restando che molti comportamenti sono anche perseguibili d'ufficio. Qual è al momento la situazione proprio nella città di Vibo e l'amministrazione come sta affrontando questa emergenza? Ma guardi, noi per quanto ci riguarda abbiamo dedicato tutte le nostre risorse a disposizione in questi giorni quasi esclusivamente all'emergenza coronavirus, in particolar modo per quanto riguarda la Polizia Municipale, sia per la notificazione dei provvedimenti che riguardano l'obbligo della quarantena, sia per quanto riguarda la vigilanza più stretta sul territorio, e nei giorni di maggiore afflusso abbiamo proprio disposto nell'immediatezza delle pattuglie sia presso le stazioni ferroviarie sia presso le stazioni degli autobus per anagrafare tutti coloro i quali scendevano dalle regioni del nord, scendevano e continuano a scendere ovviamente dalle regioni, alle quali è stato distribuito anche un foglietto contenente le principali indicazioni.
Noi abbiamo attivato un numero di WhatsApp, quello che vedete in sovraimpressione, al quale i cittadini si stanno via via registrando, digitando la parola attiva, e tramite questo messaggio noi diffondiamo le principali notizie del municipio, cioè diamo un report sulla situazione dei contagi. Per fortuna finora sono molto pochi, e confido che rimarranno pochi se i cittadini continueranno a rimanere a casa. Ieri, per esempio, mi sono trovata a dover mettere un'ordinanza di chiusura dei parchi, delle ville e di tutti gli spazi verdi circoscritti, perché si determinavano dei veri e propri assembramenti vietati, e che noi abbiamo il dovere ovviamente di impedire tramite provvedimenti restrittivi. Purtroppo restrittivi, ma altrettanto necessari. Grazie, grazie Sindaco e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei, grazie. E da Vibo a Reggio stamattina il sindaco Falco Matà si è recato personalmente in stazione per verificare gli arrivi. Vediamo. Ieri sera, nella tarda serata di ieri, si sono diffuse delle notizie poi non confermate di 2 treni a lunga percorrenza, Milano-Lecce e Milano-Palermo, che sarebbero arrivati nelle prossime ore qui al sud e anche nella nostra città. Naturalmente questa notizia ha creato molta confusione, molta paura. Stamattina sono venuto qui in stazione a verificare di persona, dopo che comunque stamattina abbiamo monitorato la situazione insieme al prefetto e al questore. Stamattina è arrivato un solo treno di lunga percorrenza da Torino, dal quale sono scesi soltanto 3 passeggeri, che naturalmente sono stati controllati con tutte le prescrizioni successive previste dal DPCM e dall'ordinanza regionale. Stiamo monitorando la situazione è sotto controllo. Naturalmente io ho chiesto alla polizia metropolitana, alla polizia locale, municipale, di intensificare i controlli non soltanto in stazione ma anche in giro per la città. Devo dire che anche stamattina la città sta reagendo bene, rispettando le prescrizioni. Chi esce lo fa con le dovute precauzioni del caso, lo fa soltanto per motivi di spesa, di lavoro o approvvigionamento di beni di prima necessità. Continuiamo così. E i volti delle città calabresi sono comunque molto cambiati dal virus e dalle direzioni insomma, imposte dal decreto. Cominciamo da una città che invece di solito è solare e piena di vita, quale Diamante sul Tirreno Cosentino. Vediamo. E siamo arrivati a Diamante, vediamo un po' com'è la situazione nella città di Murales. Ancora pochissime persone, pochissima gente. Vediamo un po' come sarà la situazione. Come vediamo a Diamante c'è la macchina della polizia municipale, della polizia locale, che controlla il territorio in base a un'ordinanza del sindaco Magorno. Entriamo proprio nel centro di Diamante, pochissime le persone in giro, veramente poche. Le poche che riusciamo a vedere sono tutte con la mascherina. Questo che dovrebbe essere il centro nevralgico del paese, come si vede sono tutti chiusi, i negozi sono tutti chiusi, vedete? Tutti completamente chiusi. Come si può vedere, il lungomare di Diamante, uno dei lungomari più belli della Calabria, completamente vuoto, non c'è nessuno. L'ordinanza del sindaco sta dando i suoi effetti. Tutta la città di Diamante ha condiviso questo atto che abbiamo messo in campo. In fondo non facciamo altro che ripetere attraverso un'ordinanza: chiunque può muoversi, può uscire fuori dal proprio territorio, dalla propria città, per raggiungerne un altro, quindi Diamante, solo per motivi di salute, per motivi di lavoro, per avere a Diamante il domicilio. A Cosenza invece vi facciamo sentire le voci di chi lavora.
Ecco, questo sabato io mi trovo qui in piazza dei Valdesi a Cosenza, adesso provo a sentire anche macelleria, vediamo come sta andando. Se non cambia un po' la situazione siamo rovinati, momento difficile proprio. Cosa chiedono di più i clienti oggi in questo momento? Ma chiedono carne fresca, vitello e maiale. E devo dire che i cosentini, anzi tutti, stanno rispettando le norme del decreto. Sta andando come per fortuna, secondo me, anche se un po' torce contro di me a livello commerciale, ma se risolviamo subito il problema è giusto che sia così. Sì. Poche persone, anche vedo molti controlli. Controlli ne abbiamo avuto uno stamattina, ci hanno fatto anche i complimenti per come avevamo chiuso la zona bar e per come abbiamo la disposizione, diciamo, dei clienti che molto civilmente entrano uno alla volta con varie precauzioni e tutto quanto. Comunque si sta reagendo molto bene. Poi invece siamo nei pressi di Piazza Crispi, vediamo che i fruttivendoli sono aperti. La gente sta venendo a comprare. I prodotti ci sono, arrivano, sì, tutto, non manca nulla. La filiera, insomma. Dobbiamo adoperare le misure precauzionali che ci hanno detto, certo. E andiamo avanti così, sperando che questo periodo finisca presto. Viaggi esteri, come sta andando? Discretamente. C'è un po' di gente, viene qualcuno a comprare il giornale, sì? Poca gente, però cerchiamo di dare il servizio alle persone che sono abituate a leggere, così, dato che è tutto chiuso. Sì. Naturalmente applichiamo gli orari ridotti, pure un pochettino per tutelarci pure noi, però un po' di gente c'è, dai. Vediamo di capire anche l'ultimo ai supermercati come funziona, infatti si entra uno per volta. Servizio non stop e tra l'altro anche servizio online con consegna a domicilio. Come potete vedere abbiamo oltre 20 spese pronte per essere consegnate fino alle 20:30 di stasera, orario non stop. A Crotone le mascherine e i presidi individuali di sicurezza sono pochi e per il momento devono essere usati solo dai medici a contatto con i pazienti Covid-19, lo ha detto il direttore amministrativo dell'ASP di Crotone Francesco Masciari nel corso di una conferenza stampa tenuta nel pomeriggio nella sede della direzione generale convocata per fare il punto sull'emergenza dopo che i casi registrati sono passati da 0 a 15 in una sola settimana. Ma vediamo qual è il clima a Crotone. Sono al centro e questa è Crotone oggi. Sta aspettando il mezzo pubblico o è in fase di riposo, di relax? No, sto aspettando un mezzo pubblico, il pullman. Come mai stamattina è uscito? Quali erano le esigenze? Sono uscito per fare un po' di spese. Il mercato come ha risposto oggi? La gente ha partecipato? Siamo al mercato centrale di Crotone. Questo diciamo che è l'affluenza attuale. Ma di precauzione state prendendo in questa emergenza coronavirus? I guanti, la mascherina, questo. Come mai adesso la mascherina non ce l'ha? L'ho appena tolto comunque. Siamo all'ingresso di un supermercato e questi sono coloro che stanno attendendo il proprio turno. State rispettando quelli che sono i protocolli, la distanza l'uno dall'altro? La pelle è nostra, ce la dobbiamo guardare. Mascherine non ce ne sono più, ma purtroppo mi metto qualche cosa alla bocca per non respirare del virus. Sono sul lungomare e questa è la situazione attuale. E questi sono i controlli che vengono effettuati sul territorio. Preoccupate di questa situazione? Siete preoccupati di questa situazione? Un po' sì. È il primo giorno che uscite, qual è la motivazione per cui siete usciti? Stiamo attendendo la risposta di nostra mamma per fare la spesa. Avete l'autocertificazione dietro? Sì. E poi c'è chi coglie l'occasione per ballare dal balcone. È preoccupata di questo coronavirus? No, assolutamente no, passerà tutto. Come sta passando le sue giornate? Sono in casa rispettando le regole. E sgrido anche le persone. Dal balcone? Sì. Da Crotone è tutto, a voi in studio.
A Cosenza per parlarvi di una iniziativa di un giovane imprenditore cittadino che ha realizzato in maniera artigianale alcune mascherine protettive e le ha donate alla Caritas diocesana di Cosenza Bisignano per distribuirle ai più bisognosi. Vediamo. Ai tempi del coronavirus ci si ingegna e soprattutto in questo periodo si pensa anche agli altri. Ecco cosa ha deciso di fare Riccardo Magarò, imprenditore cosentino, titolare del Palazzo dei Sarti. L'idea è dovuta alla carenza di mascherine che c'è in giro, perché da quando è scattata la zona rossa anche qui non si trovano più mascherine, già non si trovavano 2 o 3 giorni fa. E quindi, dato che abbiamo una sartoria, abbiamo tutti i macchinari professionali, io già ho pensato all'inizio di farlo, ho detto perché non lo faccio per la mia famiglia. Poi, dato che avevamo qualche scambolo in più e avevo un po' di filo in più e elastici, ho fatto delle mascherine per la Caritas. Poi si è aggiunto anche il cappellaio con il quale collaboriamo con la sartoria, si è aggiunto con noi ad aiutarci a realizzarle, e allora poi abbiamo cominciato a fare degli appelli su Facebook, abbiamo avuto anche degli aiuti con delle persone private o con le associazioni di volontariato che ci hanno portato dei tessuti come delle lenzuola, dei cotone, qualcuno ci ha portato degli elastici, e quindi stiamo continuando a farle, a produrle. Le mascherine da lui realizzate sono state donate alla Caritas della diocesi Cosenza Bisignano e sono riutilizzabili perché prodotte con tessuto lavabile. Si sono in cotone doppio, quindi è come una tasca, diciamo. Quindi all'interno di questo tessuto doppio si può mettere anche uno strato di carta forno o qualche altra cosa, un po' di tessuto TNT. Quello che uno ha a disposizione anche senza niente. E parliamo di scuola, anche qui cambiate le modalità per le lezioni, tutto è trasferito sulle piattaforme online. Vediamo. Sto preparando la lezione per i miei ragazzi con i quali mi sentirò e mi vedrò in chat nel pomeriggio. Intanto sul mio PC ci sono, grazie ad un'app di Google che è Google Classroom, ci sono le mie 4 classi, ne apro una, per esempio Parlo bene dunque sono, la mia prima classe, come si può vedere, qui c'è il corso, qui ci sono gli alunni che sono in ordine alfabetico e qui c'è la possibilità per i docenti di inviare i lavori del corso. Ogni giorno costruiamo come docenti un lavoro, per esempio abbiamo qui i promessi sposi, si entra nei promessi sposi e il docente predispone attraverso le istruzioni la lezione, ma anche fornisce agli studenti una serie di link che sono video e altro, perché possano come una sorta di classe capovolta già predisporre l'attenzione e la lezione prima di incontrarci in chat. La chat è visibile qui sul mio iPad grazie a un'altra app, JetMeet, come si può vedere, costruita da stanze. Ci sono tutte e 4 le stanze. La chat dà la possibilità nel pomeriggio di discutere della lezione che è stata inviata precedentemente e che quindi i ragazzi hanno già in qualche modo studiato per approfondirlo. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Fine settimana piuttosto stabile sulla nostra regione, con modesta variabilità in accentuazione tra la serata di sabato e la giornata di domenica, ma senza fenomeni di rilievo. Torneranno a diminuire gradualmente le temperature. Domani parziali annuvolamenti su tutto il Cosentino e Crotonese centro-settentrionale, con possibilità di piovaschi sui monti dell'Orso Marso e l'alta catena costiera. Poco nuvoloso su Catanzarese, Vibonese e Reggino, salvo locali addensamenti nelle aree più interne. Temperature in diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani sul Tirreno avremo ventilazione nord-orientale sul settore cosentino e da maestrale sui rimanenti settori, con mare poco mosso. Lo Ionio vedrà una ventilazione moderata dai quadranti settentrionali, con mare poco mosso il settore cosentino, tra poco mosso e mosso nei rimanenti settori.
Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a regia, Michele Cava, in messa in onda, Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.